Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Iniziamo gli acquisti di aprile, sono acquisti importanti. Cominciamo subito a bomba e siamo dalla postazione, quella col PC retro che monitor così perché purtroppo la base è partita, però in realtà vado bene lo stesso, quindi è appoggiato, ma me lo godo insomma. Prima o poi magari me ne compro uno nuovo, sempre ovviamente, però in stile così. Niente raga, parlo piano, ma partiamo con gli acquisti di aprile. Si parte, ritorniamo con la Formula 1, visto che è anche iniziata. Aston Martin del buon Fernando Alfonso. Direi stupenda. Molto molto bella. Eccola qua. Questa la tengo così, certe le tengo così, invece le tiro fuori anche per una questione di spazio. Acquisto numero 1. Poi andiamo con una variant. Simbiote, Spider-Man, una Mary Jane che è sexy anche così ragazzi, qualcosa di meraviglioso. Ok? Poi qua abbiamo, finalmente l'ho trovato a un prezzo buono, 50 euro, Spider-Man smascherato. Tiriamo fuori. Un momento nel tempo. Soltanto un altro giorno. E da notare che c'è sempre Mary Jane e questo è fondamentale per l'ecosistema comendiano. Buon compleanno, copertina fantastica e smascherato. Tanta, tanta roba. Quindi grande colpo, a meno di 50 euro, me lo godo. A cannone. Continuiamo con CD, colonna sonora. World Trade Center. Bellissima questa, la consiglio tantissimo. Film bello, ma abbastanza lento, comunque un film sicuramente non un film immediato. Però la colonna sonora è fantastica. Ok. Poi l'ho preso perché a 5 euro non potevo lasciarlo là, Spider-Man 3, anche se il film è sicuramente meno bello, del buon Raimi. Qua abbiamo un Blu-ray, questa è praticamente la storia di Trump da giovane, sono curioso di vederlo, ne hanno parlato un gran bene, e ok, ne ho accumulati un pochini. Poi ho preso a un prezzo stracciatissimo in offerta i 3 film di Venom, devo dire che riguardandoli con calma, niente di incredibile, però dai, me la sono passata. E vai, lo cazziamo qua. E chiudiamo con, tanto che non ne compravo uno, un Marvel Masterworks. Questo l'ho preso, non è in ordine, nel senso, perché arrivo fino al 6-7, ma questo diciamo è bello, è iconico perché comunque c'è la morte di Gwen Stacy. Quindi comunque non potevo lasciarlo là ragazzi. Non si possono lasciare là queste cose. Sì. Eccoli qua. Cominciamo a bomba con appunto gli acquisti di aprile, ma ci sarà una bomba con il prossimo video, con il prossimo segmento. Ci sarà una bomba devastante. Veramente il classico capolavoro comediano. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di aprile e portiamo 2 bombe. Secret Lair Iron Man e versione Rainbow Foil Edition, sentite che roba. Eccole qua. Ho appena finito il video dell'unboxing che... Ciao. Molto bene. Eccoci qua. Queste sono le carte. E poi la variant delle variant, Scott Campbell. Mary MJ, mamma mia. Troppo bella. La variant più costosa, che sono le 2 variant che ho pagato di più, sinceramente, tutte e due di MJ. Cerco la terza, però quella a meno di 200 euro la trovo, intanto mi accontento di questa, che non me l'hanno regalata, ma l'ho pagata. Comunque, una cifra ragionevole per le mie tasche, ecco. Quindi, questo di aprile a bomba. Ecco. Chiaramente, come sapete, divido, cioè in realtà certi acquisti posso farli anche nel mese di marzo o comunque in un altro mese, portare però dopo il video ad aprile per, come si dice, poter avere più robe. Ecco, sono salutato anche il telefono in diretta, per poter portare più roba nei vari mesi. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di aprile, con un upgrade dell'impiantino hi-fi. Ho preso anche il subwoofer, sempre della stessa marca, e pompa veramente bene. Ho fatto anche dei cambiamenti, non ho più la postazione retro perché l'ho spostata e qua c'è invece, diciamo, il mobiletto con un po' di robina. Eccoci qua.
quindi upgrade cubendiano con il subwoofer cubendiano, appunto. Scusate ragazzi, la pazzia. Dopo aver cancellato il video di marzo, il rincoglionimento è completo. E qua ragazzi potete vedere un altro cambiamento. Ho levato PlayStation e Xbox che sono insieme alla postazione retro. E qua ho i due computer, il mio portatile e quello della Guidi, e eccolo qua, la postazione retro adesso del PC è rimasta qua, ma ho messo il monitor senza la base, che secondo me è meno invasivo e ci sta, insomma, dopo a livello estetico ognuno ha i suoi gusti, ma ho preferito fare così. Eccoci qua. Perché qua comunque varieranno le cose. Ecco, e adesso andiamo avanti con altri acquisti. Ok raga, andiamo avanti con gli acquisti. Chiaramente devo sistemare un po' la parte cablaggi perché si vedono di più adesso, ma a breve sistemo anche questo. E partiamo con un CD perché mi sto ascoltando in digitale appunto i primi album di questo cantautore italiano che diciamo in hype da Sanremo, che è il signor Lucio Corsi. Un uomo un po' in sovrappeso, lo sappiamo, un po' grosso, ma cosa faremo da grandi? Comincio con questo e vediamo, sono proprio curioso di ascoltarmi tutti gli album digitali e se ne trovo qualcuno di carino e questo ha trovato il mio gusto, me lo piglia. Eccoci qua, Lucio Corsi, l'uomo più grasso del mondo. Poi qua un DVD, James Franco e James Dean, la storia vera. Gran bel film, secondo me, con un James Franco al top. E adesso iniziamo con una vagonata di Variant. Variant 1, Avengers Divisi. Qua torniamo con Disney. Questa è una variante di Wolverine in tutti i suoi... Ecco qua proprio veramente è un Wolverine in tutti i suoi costumi, in tutte le sue fasi. Il signor Gianpaolo Wolverine. Dub in tutto il suo splendore. Mistica, anche qua te la godi. Galactus o Galacticus, lasciamo la scelta. Ela, e te la rigodi. Qua abbiamo i Guardiani della Galassia, questo è molto molto bello. Questa è di, scusate, Jacopo Camagni, molto molto bella. Mi piace un casino questa. Te la godi. Qua ho preso tutto a 30 euro con gli sconti Panini. Qua di nuovo Disney. Molto bene. Vai, questa vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Per figaggine. Questa invece non l'ho presa con Panini. Qua questa è una variant a mio avviso esteticamente, cioè no bella, di più. Superba. E poi questa Marvel in versione bimbotti con un Thanos, sempre figo anche così. E niente raga, sperando di non cancellare anche gli acquisti di aprile, si parte insomma con Variant a bomba, ovviamente perché le Variant ormai sono nell'ecosistema cubendiano. Ciao! Qua invece ve lo farò vedere come ho variato il discorso. Postazione retro, messa qua, eccola qua, che me la godo anche di più. E qua abbiamo Play 3, Xbox 360 con lo schermo più grande. Eccoci qua. Molto bene. E ho spostato qua. Eccolo qua. E statuina, questo è, chiaramente è tutto in aggiornamento. Ciao! Raga, continuiamo gli acquisti di aprile con due perle. Funko Pop Xina, Funko Pop Gabriel, per noi Olimpia. Vabbè, per la nostra generazione, selettivo strepitosa con due gnocche da paura. Olimpia per certi versi, secondo me, ancora più gnocca, soprattutto nella terza stagione. E si gode, in tutti i sensi. Poi loro forse, come si dice, stanno anche insieme, qualche sforbiciata. Ciao! Guardiamole anche da qua, belle come il sole di giorno. Raga, qua c'è tutta la collezione Magic che presto ci sarà il video ovviamente. Però volevo far vedere perché a marzo, ovviamente cancellando il video, mi sono dimenticato una cosa. L'ultima espansione di Magic, Hyder Drift. Non particolarmente amata da nessuno, ma comunque faccio vedere, ecco, una terra base, una montagna. Molto bello l'artwork. Un artwork cubendiano, come si suol dire. Cioè perfetto.
E quindi niente, ho preso solo il bundle ovviamente, quello con, con i 9 pacchetti, il dado, le terre foil e basta. Un'espansione un po' così, ma presto ne arrivano di bombe paurose. E niente, quindi un acquisto di marzo che però non inserisco ad aprile. Ciao! Bella raga, continuiamo gli acquisti di aprile. Abbiamo tanta bella rovina. Cominciamo dalla soundtrack, classica soundtrack comediana. Over the Top, Stallone, 5 euro. Non potevano prenderla, ovviamente. Andiamo avanti. Qua abbiamo una bella chicca, sono i Funko Pop, i Bitti, o Batti, o Betti, lascio sempre a voi la scelta. Ma questi sono veramente afrodisiaci. Betty Pop Collector Pack, Infinity Saga. Abbiamo Cap, abbiamo War Machine, abbiamo Thor, Hulk, Nick, e mettiamoci anche i fiori, Loki, Visione, Ultron, Black Panther, Iron Man, Black Widow e Occhio di Falco. Sì, scusate, roba lì che devo far vedere, però eccoli qua. Non so se lasciarli così o tirarli fuori, questo lo decido all'ultimo secondo. Molto bene. E parliamo di un vinile, siamo un po' calati con i vinili perché ormai la povertà era dietro l'angolo. Guardiani della Galassia volume 2, quello che preferisco ce l'ho anche in cassetta e in CD. Mi prenderò anche l'1 e il 3, però intanto volevo il 2. Se c'è qualche offerta, vado. Oh, un videogioco retro, non proprio tanto retro, ma mancava l'appello da un po'. Civilization Revolution. Capite ragazzi, PlayStation 3. Capite la pronuncia comediana, capite cos'è il cume. Qua abbiamo La gente che sogna, anche questo me lo sono preso di Lucio perché mi sta piacendo. Fiori. Anche il moderno ogni tanto può piacere il cume. Molto bello. Se secondo me di moderno c'è poco, nel senso è molto stile vecchio, tra virgolette. No, mi sta piacendo. Qua invece che mi mancava e volevo qualcosa, l'ho trovato a pochi soldi perché la confezione, c'è la scatola un po' rotta, però... Ah, 10 euro. De André, che non avevo niente di De André. Vedi, c'è qualche segnetto così, ma 3 CD con tutti, diciamo, tutte le migliori canzoni di De André. Ho detto, ve lo prendo. Molto bene. Perfetto. Poi andiamo. Un altro Funko o Funko, mettiamoci anche Pop. Old Man Steve, il mini cap, un cap vecchio, ma pur sempre eccitante. Eccolo qua. Ho accumulato un po' di roba. Poi raga, andiamo di Variant. Sapete che il Q ormai è diventato un Variant dipendente. Spider-Gwen Ghost Spider. Molto bella. Con Doom. Il signor Wolverine. E te lo godi. Poi abbiamo questo di Wolverine. È qualcosa di meraviglioso. Secondo me, ovviamente. Eccola qua. Poi abbiamo Venom War Spider-Man. E anche questa non ha bisogno di presentazioni. Avevamo un'altra, questa l'ho presa più per, boh, nel senso, per il colore dietro, non mi esalta più. Cioè non mi esalta, è carina, ma non è tra le più belle secondo me. Questa è in stile vecchio di Amazing Spider-Man, anche qua poche presentazioni e tanto godimento. Questa mi piaceva perché vedere Deadpool col cane te lo godi sempre. Petpool, Pool Perry, mamma mia, che inglese ragazzi, che pronuncia. E chiudiamo con la quarta tartaruga ninja, Donatello. Molto bene. E chiudiamo ragazzi con veramente un'occasione che volevo, come si dice, avere un in più così più da battaglia rispetto a quello che uso, che è un po' più da collezione, quindi lo uso meno. 30° anniversario, DualSense Limited Edition. Diciamo il joypad normale o quello l'Age, diciamo. E questo ci gioco molto di più. Vabbè, diciamo che la parte estetica non ha bisogno certo di presentazione. No, bello di più, proprio stile retro con colore grigio più chiaro, grigio più scuro, devastante. E niente, raga, un aprile che ha preso un po', pum, a bombazza proprio. Raga, alla prossima, ciao! Bella raga, andiamo a chiudere gli acquisti di aprile con delle cose molto carine. Allora, fiori, comincia con il record Store Day, finalmente anch'io posso partecipare a sta roba, perché è il primo anno, insomma, che è da dicembre che ho iniziato la collezione di vinili, e partiamo con questo, però ci sarà un video di unboxing, perché vorrei fare un video di unboxing di questo. Queen, eccolo qua, è una demo, eccoci qua. Poi abbiamo David Gilmour,
con sua figlia, che è molto bella, ma anche Gilmour da giovane poi spaccava, anche adesso è un bell'uomo ancora a 106 anni, ma grande Gilmour. Eccolo qua. E chiudiamo con il buon Nick e mettiamoci anche Mason e te lo godi. Molto bene. E questi sono i 3. Poi abbiamo un po' di Magic. Ho preso una Land Station per avere delle terre da giocare in velocità. Eccoci qua. E poi 2 bombette dell'espansione di Tarkir che è molto molto bella. Questo è il Play Booster e il bundle classico e si gode. Poi vabbè, questo che serve sempre. Qua abbiamo un po' di CD. Cacchio, mi sono reso conto di non aver niente in fisico di Ivan Graziani, ma solo digitale. Mi sono preso un Greatest Hits del grande Ivan. E in tema volevo essere un duro Lucio Corsi. Ragazzi, mi sta piacendo, e anche tanto, incredibile. Il Kuber non è solo un boomer che ama le cose di una volta. Poi abbiamo 3 filmetti. Mufasa, il Re Leone. E una doppietta che si gode, Twister, anni 90, Twister moderno. Film cult. E vai. Chiudiamo con, l'ho ordinata il 13 agosto 2024, quindi non dico un anno dopo, ma quasi, l'altra statua di Lucy, di Fallout. Una ce l'ho già, è arrivata anche l'altra. Molto bene. Qua invece mostriamo l'ultimo upgrade all'impiantino. Ho preso un preamplificatore, così adesso collego il vinile non in Bluetooth, ma in analogico, diciamo, con il preamplificatore. E te lo godi a cannone, sento anche molto meglio, con un suono anche più potente e più, diciamo, preciso, ecco, se così si può dire in una terminologia non tecnica. Intanto l'ho messa qua, poi vediamo come metterla, sempre fantastica la nostra Lucy. Raga, sotto la comandante veneziana, questi di aprile terminati e si gode. Ciao! Raga, andiamo a chiudere gli acquisti di aprile. Cominciamo con un gioco PlayStation 5 preso a niente, Train Life, che l'avevo provato anche per PC, lo sto giocando a PlayStation 5 e si gode. Molto bello, lo consiglio assolutamente. Poi 2 CD. Mike Oldfield e Yes. Perfetto. 2 CD per gradire e poi abbiamo tipo una valanga di Variant, Doom Academy, sempre della Doom Academy. Doom Academy mi piace, ma dopo delle variant molto belle. È Doom quello che trovo prendo, Doom, un personaggio che amo troppo. Ancora il signor Doom. Ancora il signor Doom. Chiaramente avevo le variant, ma questo è proprio stato il mese delle variant. Doom. Un po' di DC, tanto per gradire. Batman. Il signor Wolverine. Eddie Brooke, Carnage. Fantastica secondo me. Ancora il signor Doom. Questa super mega iper mega super figa di Wolverine. Guarda che roba. Questa ti gasa solo a guardarla. Poi delle variant un po' vaneggiose, ma a me piacciono anche queste. O a me mi lascio sempre quella scelta. Anche questa secondo me è carinissima. Anche questa, eccole qua. E chiudiamo con The Amazing Spider-Man, con Venom che si lega a Spider-Man e la cosa può essere anche erotica. Molto bene. E poi, per chiudere, arriva un altro Secret Lair, Deadpool Rainbow Foil Edition. Sì, raga. Mi arriva un'altra nel carniere. Adesso per il prossimo mese Wolverine e poi Cap, che mancherebbe Cap e Tempesta.
con calma, quelli sinceramente non sono una priorità, però questo e Wolverine assolutamente sì. Thank you, Secret Lay. Molto bene. Ciao. E qua abbiamo delle perle che non potevano non arrivare. Abbiamo delle carte di una bellezza incredibile. Carta numero 1. Vandal Blast. Carta storica, ma guardate, c'è un Deadpool con il culetto. In bella vista. Poi questa solo per il guanto dell'infinito vale il prezzo del biglietto. Tutte hanno veramente un'arte, per me anche più bello di quello di Iron Man e Black Panther. Anche questa, che dire, epica. Molto bene. E Deadpool Trading Card. Stupende, ripeto, adesso chiudiamo con questa, vabbè. Un altro capolavoro. Dopo Wolverine arriva anche Deadpool. Adesso, mese prossimo, appunto, Wolverine. Sì, Wolverine. E poi chiudiamo. Sto mese, scusatemi, Iron Man e Deadpool. Io non so come si possano criticare i Secret Lair, sono stupendi. Questi di aprile terminati alla grandissima. E salutiamo Mary Jane, perché queste due variant, di cui quella presa questo mese è qualcosa di epicus. Ciao!